siamo ai 100 metri maschili, una gara molto interessante. Abbiamo questo vanno quindi al treno tradizionale della Silva e l'intero quest'anno 10.38, il secondo in Italia, dietro Asuni 10.36, una gara importante, corsia al completo, terza corsia per Da Silva che va in progressiva e taglia con un netto 10.31, la vedo un 10.30 forse. Però anche il tempo, la specialità 20 e 24, ovviamente completamente all'otto i concorrenti di questa sera e sono gli italiani con in seconda corsia, quindi Toni in terza corsia, il Pomini in quinta corsia, in quarta corsia è Asonte col numero 4, quindi abbiamo Colloni in sesta corsia, settima Leonardi, in ottava Pagliarini. Colloni ha un altro 20,79, 20,84, il primato di Puccioni che ha nella batteria dei 100 metri che vi abbiamo proposto in precedenza. Prendono il posto ai nostri concorrenti e anche di essere un buon la lotta degli italiani, soprattutto tra Puccioni e Cipolloni, sono tra i migliori. Quest'anno c'è stato l'ottimo tempo di Occhina, 20,57, primo in Italia e settimo di sempre. Una gara difficile, quella dei 200 metri, una curva e un rettilineo dove gli atleti devono esprimere tutto. Sono ancora affiancati gli atleti all'interno della corsia e Asonze. Eccolo, però tiene molto bene Puggioni e diciamo che Puggioni sa... ecco, finisce con l'allungo ed è Puggioni che si aggiudica questa con un 20,72 il suo tempo, 20,72 era la serata di come aveva anticipato, si era messo in evidenza e Asonze si è presentato bene all'uscita della curva, ma poi vedete subito dopo la curva Puggioni ha avuto questa progressione, procede di potenza come vedete.